è per l'Emporio Armani Milano. Joe Ragland, Logan su di lui, Masso per affrontarlo, Kleisa aspetta l'arrivo di un compagno, vuole farsi vedere Marshall Brooks che taglia al centro dell'area, gli scappa letteralmente la palla tra le mani, nella prima persa di questa partita. Sacchetti ripropone difensivamente l'idea, Logan a pressare il playmaker avversario e Dyson a marcare la guardia. Perché? Perché l'idea è che Logan lavori ai fianchi e stanchi il playmaker avversario, poi Dyson, se marcato da lui, lo attacchi. Dyson va cortissimo con questa prima tripla. Interessante anche l'accoppiamento difensivo di Milano con Ragland che è sul più alto e più potente Dyson, mentre Brooks sul più piccolino e rapido David Logan, che qui gli va via, in effetti sbaglia il tiro, poi arriva la stoppata poderosa di Milano che recupera questa palla lanciando in campo aperto Marshall Brooks, che questa volta è più fortunato nel controllo della palla, che è vero che gli scappa ma trovando la deviazione di un uomo in maglia blu. Partenza intensa della gara, lo vedete, l'attenzione difensiva, la chiusura su questi contropiedi nella palese testimonianza. Tocco di Sanders, Kleisa che riceve, gli viene lasciato troppo spazio perché Kleisa non si prenda questo tiro, soprattutto per non mandarlo a bersaglio. Ha tanta voglia di correre il banco di Sardegna con Gentile che resta sorpreso dalla grande velocità con cui la palla sasserese era già nella sua metà campo difensiva. Gentile va a spendere il primo fallo della sua partita. Brooks era il giocatore che aveva lasciato libero Kleisa, ha subito il canestro, ha fatto la rimessa veloce, sempre l'idea di arrivare dall'altra parte. Partita di ieri di Rakim Sen da 2, ma dicevamo 4 errori in altrettanti tentativi da 3 punti e è finito anche l'ultrazione. Qui trova invece il 2 su 2 che dà la parità dalla lunetta alla sua Ragland, mentre invece l'accoppiamento difensivo di Neo Sacchetti è proprio di mandare a lavorare, a aggredirlo. Samuels con qualche difficoltà nel controllo di questa palla, ancora Ragland nell'angolo, raro spazio per Samuels per stare al centro dell'area. Brooks va corto ma c'è fallo di Jerome Dyson su di lui secondo gli arbitri nell'azione, e allora sono in arrivo 3 tiri liberi per la guardia di Milano. Lakers. Brooks aveva arrestato la sua corsa, scusate, Dyson aveva arrestato la sua corsa, una penetrazione, ma poi il fallo sul tiro. Errore da parte di Marshall Brooks, invece realizza il secondo. 8 punti per lui e 7 rimbalzi, ma anche da controllo nel Brindisi. Qui va preciso con il 2 su 3 dalla lunetta. Ragland ancora su Dyson. Brooks esce adesso su Logan che vuole giocare il pick and roll con la Val, va a sinistra con la mano mancina, quella debole. È bravo Logan perché trova con l'aiuto del tabellone il canestro del 4 pari. Questa cosa a volte sul secondo passo del terzo tempo rallenta per vedere il gioco, vedremo. Per adesso è in un mismatch favorevole. Addirittura Brooks con Kleisa che poi la tocca di tocco per Samuels. Nelle intenzioni era l'unica cosa che Kleisa poteva fare, perché l'accoppiamento difensivo con Brooks ha dato il mismatch in favore di Milano. Gentile, 7 secondi per chiudere l'azione, va dietro la schiena, va vicino alla persa, Dyson se la porta, 4 secondi ancora per poter chiudere l'azione. Sassari sta cercando di arrivare su ogni linea di passaggio per anticipare il primo di questi primi minuti di partita. La palla però è stata con Dyson che è uscito con la palla e quindi ci sono ancora 24 secondi per Milano, che però ne sfrutta meno di 2, poi colpa dalle mani di un giocatore di Milano. È la terza, quarta volta che Milano si fa sorprendere con il controllo di palla. Tira speso fallo e adesso la squadra di Banchi si prende la schiacciata con la Val, 1 contro 0, primo vantaggio Sassari. Ragland prova a farsi vedere Samuels, la Val, 10 secondi per chiudere l'azione di Milano. C'è Logan su Samuels, ma da lì Milano non può far male perché non ci sono possibilità di andare al tiro. Brooks prova a lottare a rimbalzo, alla fine tiene in campo il pallone senza uscire con la sfera, ancora difficoltà nel controllo della palla da Samuels. Sassari con voglia di correre, arriva Brooks a rimorchio, si prende una tripla in campo aperto ad Alessandro Gentile, grande velocità ma anche grande confusione. Il capitano di Milano vuole andare fino in fondo, che stoppata che lascia ancora Milano il possesso e poi con soltanto una finta di prendersi la tripla la mette nelle mani di Gentile in questi primi 3 minuti di partita. Intensità pazzesca, è chiaro, anche qualche errore è inevitabile, incredibile. Già 5 le perse di Milano, 2 quelle di Sassari, e qui Dyson dal palaserra di Mimi. Qui Gentile era stato fin troppo bravo nel cercare di controllare questa palla che poi
e invece resta su tanto, ci prova a mandarla verso il canestro ed è bravo perché la manda dentro prendendosi anche il fallo. Timini a lungo per la squadra di Nino Sacchetti che va avanti di 5 lunghezze. Pressing del banco di Sardegna, la rotazione a 10 giustifica il tenere sotto sin dalla propria metà campo. Gentile vuole andare dentro con grande aggressività, questa volta è la Val che lo va a stoppare, nella seconda stoppata della partita di questa tripla senza che ci siano compagni. Sanders è più veloce di tutti i giocatori in maglia rossa, va a prendersi i rimbalzi aumentando notevolmente l'intensità, sta cercando di prendere in mano la partita. I 4 del banco di Sardegna e questa rapidità sulle palle vaganti sono la testimonianza anche di una brillante, eccolo qua il dato a quello dell'Emporio Armani. Adesso il time out per Luca Banchi. Ieri Stefania di Luca Banchi, playmaker, tanto Daniel Hackett e Joe Ragland d'accordo, ma anche Marshawn Brooks. Questa volta ne ha prodotto una persa anche Alessandro Gentile, più di un'opzione per Banchi. Del resto il banco di Sardegna che cosa fa? Anticipa le due ali, toglie angolo al primo passaggio efficace e di conseguenza Gentile ha attaccato l'atletismo in area, la chiusura di Lavalle dei giocatori della Dinamo hanno prodotto la stoppata e il conto è conseguente. Ma ribadisco, è interessante vedere come Logan pressi il playmaker della squadra avversaria per tutelare che inizi Dyson attaccando sul lavoro sul playmaker di Logan. Tra rimbalzi in attacco, recuperi e perse ci sono già dei dati abbastanza significativi, meno di 4 minuti. Del resto ribadiamolo, quando si gioca a tale velocità, siamo agli inizi di ottobre. Non c'è dubbio, si ritorna sul parquet dopo il time out chiamato da Luca Banchi con i suoi di Sardegna. Sanders cerca la prima tripla segnata in questa competizione. In questo momento l'energia e l'aggressività è tutta nell'ennesimo rimbalzo offensivo che la squadra di Sacchetti è riuscita a portarsi a casa. Guardate qui l'anticipo, gli dà la schiena e alla fine è costretto a spendere il fallo. Siamo sull'aspetta al centro dell'area, quindi la Val va a rimbalzo in corsa, ormai è andare a cercare un taglio fuori corretto, quasi inevitabile il fallo in quel tipo di situazioni. Ferro, Samuels non riesce ad opporre resistenza e alla fine la Val rimorchio con una poderosa schiacciata per il nuovo massimo vantaggio. Milano resta ferma a quate con che energia la squadra dei Sacchetti porta il raddoppio. Brooks la finta di tiro da 3 punti, rinuncia poi al tiro per un passaggio comodo a Samar per cercare quella conclusione, non trova però il bersaglio grosso. Dyson ha ancora tanta voglia di correre e di andare sopra il ferro, se corre e può correre Sassari è questa, più 9. Brooks per Hackett che lascia lì sul posto Logan, non arriva al tiro. Clay Brooks con un'altra finta lascia lì sul posto Dyson, fa bene ad andare dentro, è impreciso però in questa conclusione. Samardo nelle ultime 2 azioni prova ad alzare la voce nel cuore dell'area avversaria e fa 6° punto per Milano. Aveva la penetrazione ma non poteva essere anche a rimbalzo. Ancora Brooks su Logan che gli va via, poi riesce a recuperare l'ex NBA. E al 6° tentativo della sua Supercoppa trova la prima tripla che dà il più 10. Nelle ultime 3 partite in precampionato era andato sempre in doppia cifra, aveva tirato tornata a canestro, gioca a ritmi vertiginosi e libera benissimo sul perimetro su una bellissima. L'ingresso di Hackett anche per i 2 falli spesi molto presto dentro questa partita da parte di Joe Ragland. Cambio, primo fallo per Logan nella sua partita. Hackett finta di andare verso il centro, poi va a destra, sempre il raddoppio sul portatore di palla milanese. Samuels si avvicina, lascia andare, l'errore ancora Samuels che poi è anche un po' sfortunato perché la tocca lui, ma dovrebbe cercare di sfruttare di più il raddoppio con cui Sassari va sul play che in quel momento sta portando la palla, gita tante volte dalle mani dei giocatori in maglia rossa. È la rapidità dei giocatori della Dinamo a portare un buon raddoppio alle 2 linee di passaggio d'uscita. Tra l'altro coach Milano ha già anche speso il suo bonus, soltanto 2 falli. Logan ancora con tanta possibilità di rallentare nel suo terzo tempo, come ci avevi giustamente detto inizio partita. Tiro che esce dalla sua mano destra, Gentile vuole andare in 1 contro 1 contro Brooks, l'errore ancora, un rimbalzo della squadra di Nino Sacchetti proprio con Brooks, tira il tiro. Dyson ci ha già abituato a Brindisi a questo tipo di azioni in grande velocità, non per niente per falli subiti quando viaggiava a 6,6 di media, ha questa capacità. Quindi la pressione sulla palla, la possibilità di innescarlo e poi portano in lunetta il banco di Sardegna che, ribadiamo, la squadra che l'anno scorso tirava meno
sui falli subiti e sul maggior numero di tiri liberi da cercare in questa stagione, credo si sia ragionato anche proprio nel momento di costruire la squadra. Ma anche ieri, Stefano, Milano 11 su 16, 16 volte in lunetta, Sassari 2 su 3 con solo 3 tiri. Anche ieri non ne ha avuto bisogno dei tiri liberi. Più 12, ritocca il suo la Dinamo. Hackett per Gentile, troppo spazio per non prendersi la tripla, all'errore. Brooks e lì va con il rimbalzo, opposizione da parte della difesa sassarese, che aveva rischiato troppo stavolta con questo eccesso di raddoppiare su un giocatore che invece poteva vedere facilmente l'angolo di passaggio d'uscita. Cerca il 20° punto a cercare di arrivare a quota 10 e ancora è là ad altezze vertiginose sopra il ferro che Sassari trova la via del questo. E la Valle sta giocando tanti minuti ad un'intensità incredibile. Hackett vuole sfondare, lo fa lasciando la palla con la mano destra ma non trovando il bersaglio grosso. Brooks allora affida la regia ad Edgar Sosa, ieri per l'ex giocatore di Biella, va a sinistra provando a sfruttare il blocco, anche lui con la grande capacità di restare in aria per un saggio di questa sua particolare qualità, e riparte da dove aveva finito ieri. Mentre Logan vola in area e dall'alto decide che cosa fare, sa controllare perfettamente il proprio corpo a mano destra. Era una partita come ieri era partita Roma, ma soprattutto grazie al merito della squadra di Sacchetto. Un altro errore, Brooks prova a prendere anche questa in attacco, ma c'è l'altro Brooks che va più in alto di lui per prendersela. Sackett che prova a resistere ai più chili e centimetri dell'avversario. Soscion Brooks si prende il centro dell'area, resta su ancora tantissimo, questa però la sbaglia. E Samardo Samuels è il primo ad arrivare sul rimbalzo, che resta lì, prova a rallentare anche lui per indurre all'errore i giocatori di Sassari, che in effetti decidono di spendere un fallo. Ha giocato tante partite in NBA. E qui avete visto nell'ultima immagine la struttura muscolare di Sanders, Sassarete, avete visto quanta forza fisica può esprimere questo ragazzo. Difensivo Bruno Cerella, e arriva immediata la risposta di coach Meo Sacchetti con il suo specialista difensivo, ovvero Jack De Vecchio. Duello di difensori che sanno anche attaccare, che sanno anche diventare un fattore quando c'è da segnare canestro. Ma è importante se dovesse entrare, lottano proprio Cerella e Hackett, che alla fine non si intendono, la prendo io, la prendi tu. Dyson fino in fondo, del più 16 che fa tanto male a Milano, non tanto perché ha segnato solo 4 con ancora 2:20 da giocare. Lui il protagonista di queste ultime azioni milanesi, qui fa saltare molto bene Edgar Sosa e poi va lui a depositare vicino al ferro finalmente per le A7 per la prima volta di questa partita. Sosa riproporrà sicuramente una giocata per Dyson. Tripla con errore da parte di Sassari, rimbalzo del ben appostato Bruno Cerella, che affida la regia a Daniel Hackett. Su di lui De Vecchio, di Linas Clesa, che adesso la mette nelle mani proprio di Cerella. Spazio per Clesa, ma secondo gli arbitri c'è un fischio che va. Doppio cambio intanto in arrivo, Luca Banchi decide di mandare presto sul parquet sia Nicolomelli al posto di che Trenton Mitcham al posto di Linas Clesa. Mitcham con una tripla sbagliata. Quintetto con 3 piccoli adesso per Hackett, linea di fondo chiusa addirittura da 4 giocatori in maglia blu. Spazio per Mitcham che arma la mano di Nicolomelli. La palla recuperata da parte della Dinamo. Samuels era a rimbalzo d'attacco, sperava in un tiro dei recuperi della Dinamo, lo vedete al centro dell'area, i buoni recuperi della Dinamo, i tiratori, e lo hanno portato a rifrazione. Su di lui, sulle gambe, il nuovo play di Milano, la maglia numero 10. Arriva un fischio, l'arbitro vicino lontano dalla palla, colpevole Bruno Cerella secondo uno degli arbitri. Alla fine ancora 24 secondi a disposizione di Sassari, ovviamente perché Logan si deve presentare prima di tutto in lungo. Segno il play del Maccabi e del Panathinaikos tra le sue ultime squadre. 5 anni di esperienza per lui in Eurolega, con 102 partite fare soprattutto a livello internazionale, della squadra guidata da Meo Sacchetti in panchina, al 6° anno ormai alla guida dei sardi. Hackett vuole andare da Nicolomelli, lontano da canestro. Ancora Hackett va a sinistra sul portatore di palla Cerella. Milano la muove bene e rapida, bella la palla di Trenton Mitcham per Samardo Samuels, che va a schiacciare di energia. Quando l'ha doppio portato arriva quella superiorità numerica per forza, Stefano, di cui parlavamo prima, e la schiacciata di Samuels ne è testimonianza. È adattata al meglio
all'attacco sassarese, che viceversa aveva giocato una Sidor dietro, sbagliato da Logan. Logan che si è ritrovato la palla sulla mano debole, per questo probabilmente è arrivato l'errore. Dall'altra parte Milano non trova il quarto, pensa Sassari a concedere alle A7 la possibilità di andare verso il canestro prima che De Vecchi decida in modo un po' terminale, lanciato verso il ferro. Questo è il fallo netto di De Vecchi. Logan aveva fatto la terza penetrazione rallentata, ha capito Milano come deve difendere questa situazione, è stato costretto a buttare la palla all'indietro e Hackett l'ha sfruttata al meglio. Adesso esce tanto, E Sacchetti anche probabilmente perché la stanchezza per le 2 gare in 2 giorni inizia a farsi sentire molto. Ora Massimo Chesta, che è entrato tra l'altro dando un'ottima risposta a Stefano, pur giocando dei minuti, va più gran senso dal punto di vista del risultato. Però per il play sassarese 8 punti in 13 minuti con 3 su 6 al tiro. Hackett a segno dalla lunetta, 13 dei suoi, 2 su 2 per il play mancino. Dentro Kleisa con Melli da 5 e fuori in panchina Samardo Samuels. Eccolo qui, ha dato poi successo contro Brindisi nel secondo tempo, scelto già adesso nel primo quarto dal coach di Milano. Potrà andare fino in fondo la squadra di Meo Sacchetti per 4 secondi circa di differenza tra i 2 cronometri. Logan però aspetta per un momento, poi Kleisa torna su Brooks. Sosa, palleggio dietro la schiena, si prende il tiro con fallo e va anche vicino a un potenziale, visti un paio Stefano, soprattutto con i giocatori di Roma, Trish e Stipcevic, di Sassari. Questo tipo di fallo fa parte anche delle problematiche della preparazione, non si è ancora al meglio fare il proprio corpo, si esce dal cilindro, dall'equilibrio, ed ecco i falli di questo tipo. Avevamo già detto ieri, newyorkese ma di passaporto dominicano, da dove arrivano papà e mamma. Lui ha entrambi i passaporti al mondiale, 6 partite a quasi 6 punti di media. Cabiella poi il grave infortunio quando aveva firmato per Montegranaro, in ritorno con quasi 11 punti di media, di nuovo più 15. Meacham lanciato in contropiede, Kleisa che se fosse entrata avrebbe dato un po' di speranza in chiusura di primo quarto a Milano. 29 a 14. Prima Stefano, al di là dei 14 punti di Milano, magari non tantissimi, i 29 del banco, che in questa circostanza si fa fatica a fermarla. Meglio ancora di ieri, 22 ne aveva segnati, dato fondamentale. 8 su 10 ieri, 80% da 2 per quarto, 8 su 14 stasera contro Milano, e da lì nasce tutto, più i 14 rimbalzi in un offensivi, e i 6 offensivi sono intensità di gioco, rapidità ed essere un attimo prima sempre al rimbalzo, a dimostrazione di una freschezza. Milano ha tirato con il 42% da 2, 5 su 12 ma 0. In realtà la Dinamo non sta facendo tanto meglio, 1 su 5 da 3 punti, vuol dire il 20%, un solo canestro realizzato con un tentativo in meno, ma quell'8 su 14 con il 5 di Lavali, canestri facili stanno pesando. E poi esattamente un dato che avevamo già scovato ieri, Stefano, non ci vuole tanto in realtà a scovare dei punti, l'equilibrio nella distribuzione dei punti, 4 di Logan, 5 a testa per Sosa e per Sanders, già 8 di Laval, 7 di Dyson. Tutti i palloni nella squadra di Sacchetti, che non ha più nel suo sistema i 2 dinner da cui passava l'80% del possesso di palla in attacco. Da un gioco di possesso, da un gioco di passaggio, aggiungiamo il 10 su 10 ai tiri liberi. Sì, 10 su 10 ai tiri liberi, Milano con 4%, e poi quell'altro dato che facevi notare prima, la differenza rimbalzo, portato soprattutto dall'intensità e dalle 10 minuti, 14 di cui 6 in attacco contro i 9 di Milano. Milano pronta a rientrare col quintetto, sempre col quintetto più rapido possibile che può schierare in questo momento. E poi a completare i 5 Bruno Cerella, Trent Meacham e Daniel Hackett. Cambia anche per quanto riguarda sul campo Jack De Vecchi, ed esordio con coppia di lunghi che inizia il secondo periodo Miroslav Todic. Non è proprio Todic a toccare il suo primo pallone in questa finale della Supercoppa, un po' in difficoltà Sosa, la affida a Logan. Milano prova il raddoppio con Melli che va in aiuto, poi deve andare a riprendere il suo compagno di nazionale, applicato sulla linea di fondo,
ma sembra che in questa Supercoppa non ci sia niente di complicato per De Vecchi, che ieri ha sparato 3 volte da 3 e per 3 volte sicurezza nei suoi mezzi. Guardate qui come anticipa, sta giocando questo ragazzo che è migliorato in maniera esponenziale. a destra, chiude il palleggio, bravo a trovare Niccolò Melli che taglia, ma che poi sbaglia il più facile dei layup quando non aveva avversario. Velocità all'attacco della Dinamo con Todic, che prima si fa sorprendere, poi va oltre l'arco dei 6,75 affidando ancora la palla ad un compagno, gestita adesso da David Logan. Hackett prova a difendere su di lui, tiro complicato da parte di Logan e rimbalzo lungo su cui De Vecchi arriva prima anche in termini di centimetri. Ed è normale che De Vecchi sia andato in anticipo su di lui. Sosa ancora Melli in aiuto, sta di piede, Melli dice con il ginocchio, ma gli arbitri decidono per il reset ridando 14 secondi all'attacco in maglia blu. Palla sul piede, aveva ragione l'arbitro. e dunque rimessa da fondo campo di cui si occupa De Vecchi in uscita dai blocchi, poi cerca di riaffidarla nelle mani del suo numero 4, su cui però Micham è incollato, gli concede davvero poco. Sosa, ma secondo gli arbitri c'è un fallo antisportivo con maglia tirata degli uomini in maglia grigia. È il sorpreso, più che sorpreso, anzi Linas Kleiza riesce a mostrarci il momento possibile in cui Kleiza evidentemente, almeno questo nel giudizio degli arbitri, i tiri liberi. Un giocatore ex Brindisi. Due tiri liberi e possesso affrontato ieri, e quella del fallo tecnico che da quest'anno concederà un solo tiro libero a possesso. La maglia si muove, l'intenzionalità l'abbia fatto Kleiza. Aspetta agli arbitri giudica per il fallo antisportivo pesante adesso già il passivo, e qui è costretta la squadra di Luca Basso. Interessante, che poi fa uscire il semi gancio mancino. Siamo a più 21 sul 35-14. In presa diretta per questo attacco delle... va profondo per Kleiza, semigancio che già anche ieri ci ha dimostrato di poter mettere con assoluta tranquillità le doti tecniche del lituano, certamente, di cui si va a discutere. Poi ha un piede fermo saldo a terra, tecnica contratta ritardata di Logan, ma è ancora una palla persa. Questa volta esagera perché va troppo profondo con l'intenzione di servire Marco nelle mani di Bruno Cerella, che ad attaccare ancora il play avversario. L'aiuto di Cusin, spazio per Niccolò Melli che riceve adesso da Cerella. Cusin però nel frattempo ha già complicatissima Niccolò Melli, che ha cercato un reverse difficile, anche perché Stefano in quelle gambe manca ancora un occhio a fine luglio, non può essere ancora al 100% della sua condizione. Non manca invece la spinta in quelle tiro, anche se sbaglia, saltando in maniera perfetta. Anche da Cerella, troppo spazio per non prendersi in questa tripla, che però viene sbagliata. Il momento difficilissimo non soltanto in tutta la partita, ma in particolar modo dai 7 finora. Pronti a ritornare sul parquet tanto Alessandro Gentile a fare il suo esordio in questa partita in 5 di ieri, ovvero Angelo Gigli e Raheem Sanders. Questa è la risposta per mettere subito l'uomo dalla grande energia sul capitano avversario, la scelta di Meno Sacchetti. Banco di Sardegna, Brooks e De Vecchi che difensivamente sull'ala piccola e anche sull'ala forte avversaria possono fare un gran... E adesso anche Dyson al posto di Sosa, che va a prendersi il riposo in panchina. 5 punti 7 minuti. Dyson prova a spingere contro Hackett, va da De Vecchi, invitato dal duo difensivo di Milano ad andare a destra. Ancora De Vecchi, relazione, bravo Cerella a tenerlo e a spingerlo sulla linea di fondo, che è il lavoro difensivo di Cerella, a cui ci ha già abituato lo scorso anno e che sta mantenendo anche in questa finale. Hackett, il fallo, prima accelerazione vera da parte di Daniel Hackett. Cambia di passo, va verso sinistra, tira con la mano. Perché? Perché era andato un passo avanti a Cusin, e Cusin sul recupero in ritardo fa fallo. Ora è chiaro che Milano vuole limitare i danni questo secondo quadro per poi ragionarci sopra nell'intervallo. Da parte di Daniel Hackett con 4 punti nella sua partita. Fortissimo però questa volta nel tentativo di trasformare il potenziale gioco da 3 punti. Anche lo sguardo di Banchi dalla panchina. 7 Milano, ma palla adesso per il banco in attacco. 6:40 alla fine del primo tempo. In questo momento lontano da canestro, se lo prende Gentile, che ha decisamente il fisico per poter stare sul 22 avversario, ma secondo gli arbitri ci mette fin troppa energia, ha giudicato fallo offensivo
Sul blocco orizzontale Gentile aveva cambiato con Kleisa, così Kleisa si è trovato a marcare Sanders e avete visto Sanders quanto ha aspettato per permettergli, ecco, grazie alla regia, per permettergli proprio di andare a attaccare Gentile prendendo il centro e Kleisa. Per Todic c'era stato anche un accenno di uso del braccio esterno. Questo tipo Tra di l'altro situazione deve essere anche arrivato un fallo tecnico per proteste, perché è arrivato del giocatore di Sassari. Milano non era in bonus e quindi non si sarebbe dovuto riprendere con... Adesso il possesso è per Sassari con Milano, che però recupera perché c'è un fallo in attacco sul blocco. Daniel Hackett in maniera intelligente si mette sull'angolo di corsa di Dyson, che voleva andare a prendere il passaggio consegnato, subisce un buon fallo. Tre italiani adesso in campo per Milano, con Cerella che di fatto da cozzare il numero dei giocatori italiani di Luca Banchi. Adesso sul parquet con il solo quintetto, proprio il lituano in possesso di palla, va da Cerella, adesso Daniel Hackett che prova a spingersi sulla linea di fondo, viene decisamente spinto, va a prendersi il quinto fallo subito della sua partita. Un altro buon spunto, condizione fisica mi sembra in netto miglioramento. Ma in panchina adesso, proprio insieme a Bruno Cerella, i due americani di Milano, Joe Ragland, che pure poi ha passaporto liberiano, e Marshall Brooks ritornano sul parquet. Proprio Ragland a ricevere molto lontano da canestro, resta in punta, aspetta l'arrivo di Marshall Brooks, su cui adesso c'è Todic. Brooks potrebbe anche decidere di attaccarlo quando mancano 5 secondi, va a sinistra, chiude il palleggio, la finta ad uscire, beh, semigancio proprio in... tecnicamente non si discute, manca solo l'inserimento necessario con il tempo che dovrà trascorrere, che è dalla parte Milano. Intanto che va a recuperare un'altra palla che esce male dalle mani di un giocatore in maglia blu. Sosa ha cambiato velocità, angolo di difesa, la palla persa, i cambi un attimo in cui la squadra Max, che non piace a Mio Sacchetti, che decide di chiamare time out, qualche numero con quello che stiamo vedendo anche in questo secondo periodo, dove mancano 5:51 prima della fine, dove Milano sta tenendo decisamente rispetto al primo tempo, ha migliorato la percentuale dei tiri da dentro l'area e anche quei rimbalzi che tanto erano diventati un fattore concessi a Sassari. Però vedete, Milano non riesce a trovare quell'arma, e che è il tiro da 3 punti con i suoi due giocatori, parliamo di Ragland, che su una difesa che si preoccupa della penetrazione di Ragland e soprattutto una difesa che sul pick and roll aiuta, può liberare Kleisa. La velocità in difesa dei giocatori del Banco di Sardegna non hanno dato un tiro aperto a Kleisa. È un segnale, Banchi ci aveva detto prima della partita, a meno che non sia strettamente necessario, soprattutto l'utilizzo di David Moto, che sarebbe stato più scontato il suo non ingresso sul parquet. Per Mos forse oggi c'era qualche speranza in più, ma Banchi ci aveva detto poi gli imperrati con l'inizio di campionato ed Eurolega, e Mos per ora non l'abbiamo visto e crediamo di non vederlo anche nel resto di questa finale. Come poter... Ragland a passare a metà campo, attaccato a lui c'è Edgar Sosa, l'ex play di Cantù, che non ha iniziato sull'onda invece la distribuisce. Brooks fa saltare De Vecchi, che bravo, alza la parabola, trova il canestro con il fallo subito. Due lampi di azioni firmate. Marshall Brooks qui è stato eccezionale a rinunciare al tiro con una finta e a ripartire sul secondo passo del terzo tempo. Cosa ha fatto in questa azione Stefano? Ieri 8 punti in tutta la partita, qualche problema nella gestione, decisamente la fiducia è aumentata ed è già a 10 punti e manca ancora più di metà periodo del secondo quarto. Non trasforma il libero, però Gigli prova a toccarla, chi è stato l'ultimo a toccare secondo gli arbitri è un giocatore in maglia rossa. Perché non c'è la stessa intenzione nella chiamata, si parlano, ci ripensano e danno la rimessa alla squadra di Banchi. Andiamo a vedere. Da qua siamo lontani come immagine e pare che la tocchino tutti e due, gli arbitri erano certamente più vicini di noi, anche perché noi siamo dalla parte opposta del campo. Per Pro Gentile, Kleisa di prima intenzione da 3 punti, adesso anche lui prova a scuotere la squadra di Luca Banchi, arriva a meno 11 dopo che era finita sotto di 21. Milano prova con un recupero sin qui di 10 punti e si mette a zona adesso. Che aveva trovato quel tipo di tiro di cui ha troppo bisogno Milano, di cui parlavamo prima. 11-1 di parziale, sono proprio recupero milanese. Brooks con una mezza deve provare il tiro, poi se lo prende si sente in ritmo
è il sesto punto, la tripla di Kleisa che porta in dote Marshon Brooks, che arriva a quota 12, prima volta in cui Milano torna sotto la doppia cifra di svantaggio. Un'altra Milano, un'altra sicurezza, un'altra convinzione nel gioco, e questa il banco di Sardegna. 13-1 di parziale che continua a restare aperto, perché Jack De Vecchi sbarra in questi ultimi 4:30 a rientrare definitivamente in questa finale. Anche Gentile prova ad iscriversi alla partita e fallo subito. Milano prova il gioco da 4 punti, meno 6 adesso, realizzazione di Alessandro Gentile per il gioco da 4 punti. Guardate, Milano ha riaperto questa gara. Eccezionale, dietro al blocco l'ha punito, grande saldezza mentale di Milano in questo recupero, bellissimo. Fuori De Vecchi di David Logan, che ha smarrito nelle ultime azioni d'attacco la squadra di Mino Sacchetti, con Gentile che con l'aiuto di Ferro e Tabellone alimenta il recupero. 17-1 adesso di parziale. E meno 5, partita clamorosamente riaperta adesso. Le energie dall'impatto soprattutto di Marshon Brooks in questa seconda parte del secondo quarto. Proprio Brooks in difesa contro in aiuto, stoppata regolare secondo gli arbitri, diversa energia adesso Milano a quella che aveva Sassari all'inizio della partita. Gentile, l'aspitano di Milano, che adesso è lì a meno 3, un solo possesso. Le doti di passatore di Gentile le avevamo già descritte ieri, non era la prima volta per stagione, ci aveva dimostrato di essere un gran passatore. Questa palla schiacciata per il lungo in corsa, Stefano, nella dimostrazione. Quanto era ispirato nel primo quarto, sembra adesso completamente scollegato mentalmente, anche se ancora a 3 punti in questo momento della partita. Ben fa Sacchetti, che deve ritrovare la determinazione mentale dei suoi giocatori dalla partita. Coach, la percentuale del tiro da 3 punti di Milano è aumentata soltanto adesso con le ultime 2 triple. Kleisa e Alessandro Venti dentro l'area avversaria con il 55%, che Milano ha iniziato questo 19-1 che è ancora aperto. Brooks avevano fatto a inizio gara ha dato un'espressione, una cifra di atletismo, non hanno dato come coppia di lunghi. Vero. Ma c'era da aspettarselo, questo era quasi inevitabile, ma da lì a staccare la spina ne passa, quindi meritissimo, straordinario, ma adesso Sassari deve ritrovare un'intensità diversa mentale, secondo me. Finale viva che c'è periodo con Milano meno 3, ma con Sassari che ha ributtato sul parquet il suo centro che tanto ha fatto male la difesa partita. Gentile aggressivo su Sanders in difesa, lo costringe a ributtarla fuori. Adesso mancano 10 secondi per chiudere l'azione ed ecco la Val sopra il ferro. Intuizione geniale da parte di David Logan. È un movimento che abbiamo visto anche ieri, la Val pick and roll, si butta dentro e prende il passaggio alto. Gentile per Kleisa, Brooks lì a raccogliere il tap in vincente senza che Sassari ad eseguire. Ancora l'aggressività di Alessandro Gentile a far male nel cuore dell'area della difesa sassarese. Brooks arriva a stoppare, ma l'altro Brooks arriva. Le braccia e le lunghe leve di entrambi questi giocatori, che l'hanno enorme apertura di braccia, uno per stoppare, l'altro per andare a schiena. È sfavorevole, eccolo, va ad utilizzarlo. Brooks che va su tanto, per poco non regala un'altra perla del suo reper. Arbitri però avevano fischiato probabilmente prima dell'azione di tiro, che comunque non ha trovato il fondo della retina. È un Brooks totalmente diverso da ieri, stiamo parlando del Brooks qui inquadrato. Marshon per iniziativa, e poi Stefano ci vuole la fiducia, perché quando inizi a far entrare il primo e il secondo tiro, quello che a Brooks non è successo ieri, quando in campo aperto ha sbagliato anche un facile che oggi invece sta accadendo. E 6 su 7 da 2 punti, 86%, quindi fondamentale per il recupero milanese. 2 su ora è il giocatore più impreciso di tutta Milano, che sta tirando 5 su 9 dalla linea del tiro libero, mentre Sassari è 13 su 13 con ancora il 100 secondo e ridà solo 4 punti di svantaggio ai suoi. Ragland adesso su Edgar Sosa, ancora Gigli che prova poi subito a tornare sulla Val, il taglia fuori con Brooks che arriva per primo alla punta lungo dopo l'errore in attacco della Dinamo. Brooks vuole ancora attaccare Logan, pareggio con la mano a sinistra, va fuori da Gigli. Kleisa per attaccare fuori nelle mani del suo capitano, che adesso chiama alto il blocco di Angelo Gigli, si prende il centro del campo, palleggio sempre via, questa volta esce coi giri sbagliati, era molto complicata, perché andava in giù e poi perché la rotazione era verso l'esterno. La terza palla persa. Sono grandi meriti di Sanders per come ha irretito Gentile spingendolo lontano dal pick and roll, per come lo ha tenuto per 3 palle. Mancina bravo difensivamente.
40-36 con 4 punti di vantaggio, 15 del primo tempo per Sassari, uscita dei blocchi, Logan con la tripla sbagliata, Kleisa con Milano che adesso Ragland però combina il pasticcio dei pasticci, perché per cercare di controllare questa palla va a commettere fallo, e che al posto che lasciare andare il play avversario si è messo lì perché ha detto sa mai che magari prendono sfondamento, l'ha preso. Prima visto difendere benissimo, lo abbiamo detto un attimo fa, su Gentile su 3 scivolamenti, e qui Ragland che non aspettava, ed ecco paga Ragland pesantemente il suo terzo fallo. Seduto in panchina per i due spesi molto in fretta all'inizio della partita, ed ecco perché palla che rimbalza un paio di volte sul ferro prima che Kleisa sia costretto a spendere il fallo, perché contro lo strapotere fisico di Laval si fa meglio rimbalzo nelle ultime azioni, ma qui Laval aveva talmente tanto preso meglio la posizione del lituano standogli davanti. Laval è molto migliorato nelle posizioni che prende sulle spaziature dei compagni, e quindi è sempre pronto ad andare a rimbalzo d'attacco al lato debole. E non è un caso Stefano, anche se nell'anno della Lega è stato il miglior rimbalzista oltre che il miglior stoppatore, così come il miglior stoppatore è stato l'anno scorso all'Astana di Bonicciolli. Un giocatore tecnicamente proprio molto migliorato. Hackett fida ad Alessandro Gentile di portarsi a casa la schiacciata, e trovando l'opposizione fallosa di Jeff Brooks dalla parte opposta. 2 tiri liberi in netto di Brooks, il bel cambio di mano di Gentile, Sanders era andato a cacciare la palla. Stefano, David Moss che si toglie la sovrammano del cambio, se per necessità o per scelta di Luca Banchi, però contenti ieri era mancato in una delle 2 semifinali, ovvero David Moss. Questa è la cosa più importante. Questo se la sente, mentre Gentile vanifica il fallo subito con lo 0 su 2 dall'attuale, dice addirittura 50% con 6 su 12, quello che ieri con i tanti tiri liberi invece era diventato uno dei più. Oggi sta un po' tradendo dalla lunetta. E in lunetta va Logan che passi, è un'azione che lui usa molto, ci sono 2 blocchi orizzontali, l'ala forte, il centro si posiziona e lui finta l'uscita da un lato per uscire dall'altro lato. Brooks commesso fallo, lo ha trattenuto. Coach Banchi decide di alzare il livello dell'intensità difensiva, visto che la squadra ha prodotto un enorme sforzo offensivo. Agganciata a Sassari, allora dentro David Moss e Bruno Cerella per cercare di limitare lo svantaggio, no, con cui hanno intervallo lungo. Per tenere il recupero che è stato fatto, alzando l'intensità e abbassando il quintetto, perché alla fine con Moss da 4. Vero che adesso Sassari sta provando a riallungare le mani su questa partita, riprendendo, deve ritrovare anche continuità offensiva. Hackett s'usa subito su di lui, 8 per chiudere l'azione, la finta, va dietro il tiro con lo step back, che giocata di Daniel Hackett, anche lui in fiducia questa sera. Gran canestro contro un... Va dentro, sfrutta la sua velocità con Moss che di primo impatto in questa partita, che deve ancora trovare il giusto rodaggio, si è fatto prendere di infilata dal giocatore avversario. Del resto lo sappiamo, no? Il banco vuole anche da canestro subito, quando Sosa ha la palla sicuramente ci sarà un blocco sulla palla, e così è stato, lo vedete, e l'aiuto di Moss, il fallo. Corto Sosa che non arriva al 6° punto della sua gara, resta fermo a quota 5, sbagliando il primo libero, subito segna il secondo e ridà 7 punti di vantaggio ai suoi. E adesso c'è Milano che prova, anche su di lui proprio Sosa, spezza il raddoppio, poi si pesta la ributta indietro, anche un po' di aiuto con la palla che resta lì. Sanders la sbaglia, Brooks è l'ultimo a toccare secondo gli arbitri in campo. C'è chi dice da parte dei fischietti ho visto io un altro tipo di tocco, andiamo a rivedere. Affidata a Milano, la seconda volta che c'è un cambio di decisione da parte degli arbitri, con chi posiziona l'altro della bontà della sua chiamata. È stato considerato l'ultimo tocco di Laval. Hackett rimette nelle mani di Marshall Brooks, David Moss con il fischio lontano dalla palla, le sportellate sotto canestro contro Samardo Samuels costano al giocatore in maglia numero 9 il fallo speso sul giamaicano avversario. L'uso della vamolo deve essere tenuto a 90 gradi, in posizione corretta su un giocatore offensivamente spalle a canestro. Per il nigeriano si tratta del fallo numero 2 della sua partita, e con Samardo Samuels che ha la mano morbida per trasformare il primo tiro libero. Eccolo qui, grazie a Roberto Gambuti, c'è l'allacciata con il da parte di Shane Laval, giudicata fallosa, ed esce proprio il numero 9 ex Verona tra le altre sul parquet.
Miroslav Todic, Sanders già dalla parte opposta, Milano riesce a ritornare, Cerella va vicino alla rubata e allora Sasser decide di posizione. Un Milano che intanto è ritornata a -5. Sosa, Hackett prova a tenerlo, poi notevole al merito nell'unico momento in cui Hackett gli dà le spalle di segnargli, e adesso proprio Daniel Hackett va secondo gli arbitri a commettere fallo antisportivo. Lui a chiarirsi proprio Daniel Hackett con il primo arbitro di questa partita, che sta provando a spiegarsi. Il gioco è stato fermato, anche qui cercheremo di capire appena possibile con un replay a disposizione cosa può essere. Sicuramente ha fatto un canestro straordinario, poi le sfide fra i giocatori andremo a vedere, come dicevi, che nervosa. Hackett si prende la tripla, esce dall'inquadratura. Il gesto di Hackett prima con l'arbitro era, quando si è avvicinato, se non interpretiamo male, di aver spinta per spostarsi, ma per creare lo spazio tra sé e il giocatore per cercare di smarcarsi. L'arbitro era lì davanti. Sosa dopo aver segnato il canestro si è girato. È vero che uscivano dall'inquadratura, ma ricostruendo il gesto che Hackett ha avuto nei confronti dell'arbitro vicino, che gli ha detto: io in realtà c'è per liberarmi, per ricevere la palla. Occhio, perché in chiusura di primo quarto Sassari avrà la possibilità e un discreto margine, che pure nel corso del primo tempo era diventato di 21 lunghezze, e che poi Milano sotto a sole 3. E andiamo a rivedere, eccolo qua, anche allontana il giocatore avversario. Perfetto, grazie Roberto Gambuti per questa immagine nettamente più... E rimessa dopo i liberi in favore di Sassari. Ha sbagliato il suo, ma più 8 e possesso adesso per la squadra di coach Meo Sacchetti. Niente cronometro dei 24 ovviamente, si va fino in fondo di questo primo tempo. Logan si crea lo spazio su Nicolomelli e ricaccia indietro prepotentemente Milano. Eccola qui la doppia cifra. Stiamo parlando, giudicato ancora regolare entro lo scadere del tempo il tiro di Bruno Cerella. Milano che comunque con lo a -21 a -3, ci sono 10 punti adesso di differenza tra le due squadre all'intervallo. Ci prendiamo una breve pausa e poi sarà l'intervallo lungo di Mini per questa Supercoppa atto finale 2014.